Emanato lo stato di pericolosità per gli incendi, è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco, sanzioni esemplari per chi viola il provvedimento. Lutto all'ospedale Gaslini di Genova, è mancato Giorgio Dini, è stato primario del reparto di ematologia e ha salvato numerosi bambini da tutto il mondo. Oltre 400 euro raccolti dai ragazzi dei frati a Sestri Levante per il convento dei padri Cappuccini, ai Bagni Liguria la tradizionale serata estiva con canti della tradizione genovese. Calcio, Coppa Italia, buona la prima uscita ufficiale della Virtus Entella che al Comunale ha battuto il Siena 3-0. 174.000 euro spesi per rimettere a posto il lungomare di Zoagli, nei giorni scorsi il sopralluogo di Comune e Regione, poi la visita al primo lotto della strada di collegamento tra Semorile e la Fontana Buona. Numerosi interventi della Guardia Costiera nel mare del Tigullio legati ai repentini cambiamenti meteo. Un adempimento per navigare in tranquillità è il bollino blu. Accolta con sollievo la riapertura di Via del Pino a Chiavari, gli operatori della zona hanno patito i 5 mesi di chiusura indispensabili per completare il cantiere di lavoro. Un sorriso per l'Anfas, venerdì 24 agosto al Comunale di Chiavari si affronteranno la Nazionale Italiana della Solidarietà e i Campioni del Cuore a sostegno dell'ente chiavarese. Musica d'autore alla Torre Medioevale di Levi, nella rassegna Notti tra le note l'esibizione della Roberto Frugone Band, con brani inediti di prossima uscita nel 7° album del cantautore. In tema hawaiano va in archivio l'edizione 2018 della Grande Abbuffata di Chiavari, molto il pubblico presente, ricca l'adesione dei commercianti che confermano il successo della manifestazione. Battezzati 2 gemelli Aurero, Filippo e Nicola hanno riportato vita e speranza in una valle alle prese con il dramma dello spopolamento. I genitori hanno scelto di valorizzare la famiglia e la tradizione. L'estate rapallese senza lode e senza infamia, l'andamento turistico costante non registra particolari disagi legati ai cantieri, qualche problema in più con la raccolta dei rifiuti. Un saluto a tutti, bentornati al TG. Guardando la settimana diamo uno sguardo ai servizi di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi. Iniziamo dalla giornata di lunedì, abbiamo parlato dello stato di pericolosità per gli incendi con l'intervista all'assessore regionale Stefano Mai. Abbiamo ricordato Giorgio Dini, il medico dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova che è mancato nei giorni scorsi, ha salvato numerosi bambini da tutto il mondo. Poi abbiamo parlato della tradizionale serata estiva organizzata dai ragazzi dei frati a Sestri Levante e ci siamo occupati della prima uscita ufficiale della Virtus Entella in Coppa Italia. Vediamo tutti i servizi e poi ci ritroviamo in studio. Qualche principio di incendio in alcune zone della Liguria, ma ad oggi la situazione è molto più tranquilla degli anni scorsi. A dirlo l'assessore regionale Stefano Mai, ricordando che è in vigore in questi giorni lo stato di grave pericolosità. I roghi non si sono sviluppati anche grazie al pronto intervento di tutto il sistema antincendio boschivo, spiega Mai, gestito dai vigili del fuoco nonostante le difficoltà derivanti dalla soppressione del corpo forestale dello Stato. Per ora, dall'inizio dell'anno, solo 29 roghi per una superficie percorsa dal fuoco di 2,8 ettari. A causa dello stato di pericolosità, in questi giorni è vietato bruciare le sterpaglie, usare fiamme di ogni tipo, apparecchi elettrici e a motore nei boschi poiché rilasciano scintille, fumare o gettare le cicche delle sigarette e persino parcheggiare l'auto con il motore caldo accanto alle zone verdi. Esemplari le sanzioni per i trasgressori, come ricorda l'assessore Mai. Le sanzioni sono molto pesanti, si passa dai 51 euro ai 516 come sanzione amministrativa. E poi sicuramente c'è la corresponsione del danno procurato dentro il bosco. E poi chiaramente si applicano gli articoli del codice penale e quindi ad esempio chi cagiona un incendio è punito con una reclusione dai 3 ai 7 anni che può arrivare fino ai 10 anni. Quindi sono sanzioni molto pesanti, esemplari, speriamo che possano fungere anche da deterrente per i malintenzionati e voglio anche ringraziare in questo frangente i carabinieri forestali perché stanno svolgendo un'azione di tutto rispetto e hanno già individuato una serie di responsabili ai quali sono stati sicuramente applicati questi articoli del codice penale. Si era fatto bambino per i bambini, era un primario di grandi capacità, direttore del Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell'ospedale Gaslini di Genova, ma per loro era semplicemente il dottor Dini, con la sua pacata sicurezza, la sua gentilezza, il suo sorriso grande, l'umiltà dei piccoli.
Il professore Giorgio Dini ha dedicato la vita a salvare i bambini ammalati di tutto il mondo. Il dottore era molto conosciuto anche nel Tigullio e aveva dato una grossa mano alla missione interdiocesana Ligure a Cuba. Grazie a lui, infatti, sono stati salvati dalla leucemia Eliane, Gretel, Luis Daniel e ad altri che non ce l'hanno fatta ha comunque donato indimenticabili momenti di speranza. Dini ha seguito il caso di Lilianette, la ragazzina cubana operata alle corde vocali. A novembre era poi stato a Cuba insieme ad un'equipe del Gaslini per capire come iniziare a fare i trapianti di midollo osseo all'ospedale di Santa Clara. Un mese fa aveva ricevuto la segnalazione della giuria del premio Bontà Don Nando Negri al villaggio del ragazzo. Ma tanti bambini in tutto il mondo avevano in Giorgio Dini il loro angelo personale e oggi ne piangono l'inaspettata scomparsa. È arrivata questa notizia, è arrivata qua in Italia, qua da noi, ed è arrivata ormai penso a Cuba. È una brutta notizia, perché lui ormai aveva lasciato, era andato in pensione, però sicuramente in questi anni ha fatto molto per le famiglie, in particolare per i bambini, i ragazzi malati che sono stati aiutati, sono stati alcuni anche proprio operati, sono stati visitati al Gaslini. Lui si è speso tantissimo per aiutare questi bambini e le loro famiglie. Io credo che in questi casi il dispiacere, la preghiera per lui è proprio da parte di tutti in Italia, ma anche proprio a Cuba, in questo momento un senso di grande gratitudine nei suoi confronti, nei confronti della sua famiglia, per tutto quello che ha fatto. Placche dell'uomo, placche geografiche, tocchi di spegni, pommelli pippi, dupano veggio, recette nastri, dei capellini, chiti del cumbi o dei gallini. Oltre 400 euro raccolti in una sola serata per i cappuccini di Sesti Levante. Ai Bagni Liguria si è tenuto il tradizionale concerto estivo in genovese preparato da I Ragazzi dei Frati, gruppo composto da amici di vecchia data, realtà dedita al recupero delle tradizioni e dei dialetti locali. Al solito repertorio quest'anno si è aggiunta un'apprezzata novità. Una canzone che ha composto Dillo, conosciuto da tutti a Sestri, in collaborazione mia, è una specie di blues, è il primo blues in dialetto sestrino, che si chiama Kuma Pregà. Lui si è trovato con un gruppo di stranieri nella Baia del Silenzio, da Levante, all'alba di una mattina. Tutti erano entusiasti, non facevano altro che dire oh good, good, bello, good. A un certo punto lui è venuto in mente è tutto così bello che non può essere un caso, qualcuno l'ha creato. E per quello che noi l'abbiamo detto è come una preghiera. E ti pensi, è tutta una magia, e ti trovi lì come a pregare. In fondo, se gli amici che compongono il gruppo non sono più dei ragazzi e i frati sono sempre di meno, l'amicizia e il desiderio di aiutare fanno sì che ancora oggi tante persone si ritrovino per far festa, divertirsi e sostenere le attività del convento di Sesti Levante. I ragazzi dei frati sostengono abitualmente un po' le attività del convento, quindi sia la messa per i poveri e poi le nostre attività di frati, tutto quello che comporta anche il mantenimento del convento. Senza l'aiuto della gente i frati fanno ben poco. Noi siamo semplicemente dei canali che restituiscono. Ecco. Francesco, un gran bel gol. Sì, dai, era da tanto tempo che aspettavo di fare un gol, poi i compagni, i fisioterapisti mi stuzzicavano da tempo, quindi dai, sono riuscito a fare il primo gol, è stato anche un gol bello, quindi sono doppiamente felice. Come hai visto, come hai pensato con la rovesciata? Niente, lì sono frazioni di secondo, ho visto questa palla che mi ha appoggiato inizietto di testa, ero spalle alla porta, l'ho stoppata e mi è venuto spontaneo di girarla così, è andata bene, quindi sono contento, dai. Che partita in campo? Ma sicuramente stasera abbiamo fatto un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, secondo me. Era la nostra prima uscita ufficiale, diciamo, quindi non sapevamo bene le dinamiche del campo e tutto, quindi credo che tutto il gruppo si sia comportato bene. Abbiamo retto a livello fisico, che è una cosa molto importante in vista del campionato, e è stata un'ottima prestazione, coronata appunto da un'ottima vittoria, secondo me. L'azione del gol? Ero là, semplicemente ero là e palla è arrivata. Il portiere è un po' sbagliato, però gol è gol. Come è andata la preparazione? Sta andando bene in questo periodo? Sì, è andata benissimo, abbiamo allenato tanto, abbiamo corso quasi ogni giorno, anche forse abbiamo
siamo preparati veramente benissimo. Contenti il mister della prima uscita? Contento del risultato che comunque è arrivato dopo una buona prestazione, al culmine di una buona prestazione. Partita comunque difficile contro una buonissima squadra, siamo partiti molto bene, aggredendoli, giocando molto alle spalle dei loro esterni, con qualità ma soprattutto con tanta gamba. Comunque l'impressione è che dal primo secondo tutti i giocatori ci tenessero a questa partita. Sì, tantissimo, perché comunque vengono da un'annata un po' tribolata. Bene perché c'è tanta voglia, tanta rabbia positiva, voglia di lavorare, voglia di correre, voglia di mettersi in discussione, quindi questo è positivo. Martedì siamo andati a Zoagli per il sopralluogo di Regione e Comune sul lungomare cittadino e poi sulla strada di collegamento tra Semorile e la Val Fontanabuona. Sentiamo che cosa è emerso. Per rimettere in sicurezza il lungomare di Zoagli sono stati spesi poco più di 174.000 euro, 150 provenienti dalla Regione, la restante parte dal Comune. La cifra ha coperto il ripristino delle scogliere, la ricollocazione dei massi in località Pozzetto e nelle spiagge del Duca e dell'Arenella. Il fronte mare era stato devastato dalla mareggiata del dicembre 2017, ora le due passeggiate sono tornate percorribili da residenti e turisti. Gli altri lavori del piano di recupero prevedono il ripascimento delle spiagge del centro e di Marina di Bardi per oltre 43.000 euro e il posizionamento di massi a protezione della zona della Chiappara per 33.000 euro. Di qui il sopralluogo dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e del sindaco Franco Rocca. I lavori di Zoagli hanno una doppia valenza. L'aspetto di protezione civile, di difesa del suolo, cioè quello di ridare a normale condizioni di vita a quei territori che hanno subito nel corso del tempo, a causa di eventi meteorologici avversi, gravi danni, ma anche e soprattutto a territori come Zoagli la possibilità di ritornare a splendere ovviamente nella stagione principale, cioè la stagione estiva, quella di grande attrazione turistica. Questa era la sintesi del provvedimento che abbiamo costruito tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, da sottolineare ovviamente anche l'importanza del ripascimento. Abbiamo costruito un provvedimento che prevedesse con i ribassi dei lavori eseguiti anche la possibilità di ripascere le nostre spiagge. A seguire, l'assessore ha visitato il cantiere della nuova strada di collegamento con la Fontanabuona. Ad oggi sono stati realizzati circa 500 metri di strada sui circa 2.400 previsti. La strada collegherà la frazione di Semorile con Villa Oneto, a Leivi, attraverso il passo dell'Anchetta e consentirà un nuovo e migliore accesso alla valle. Il primo lotto è stato finanziato dalla Regione con 500.000 euro. Mercoledì siamo tornati a parlare degli interventi della Guardia Costiera locale nel mare del nostro Tigullio e poi abbiamo parlato della riapertura di Via del Pino a Chiavari dopo 5 mesi e mezzo di lavori. Abbiamo sentito come hanno vissuto questo periodo i commercianti della zona. Vediamo i servizi, poi ci ritroviamo in studio. Sul fronte marittimo l'estate 2018, almeno nella sua prima parte, si è caratterizzata per repentini cambiamenti meteorologici, un fattore non secondario per l'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, che in diverse occasioni è stato chiamato in causa da diportisti in difficoltà. Abbiamo già fatto diversi interventi e la cosa che stiamo notando, come avrete potuto apprezzare anche voi, è che il tempo è piuttosto instabile, per cui ci ritroviamo in situazioni nelle quali abbiamo una giornata di sole che poi improvvisamente cambia e subentra il cattivo tempo. Questo ovviamente è un fattore di complicazione in più, perché il diportista che magari non ha curato con attenzione anche la visualizzazione del bollettino meteo si ritrova magari a dover gestire una situazione di mare che non era preventivata, non era prevista e quindi potrebbe avere qualche difficoltà. Questo comporta quindi la necessità da parte nostra di essere ancora più attenti e quindi essere pronti ad intervenire nel momento in cui si verifichi una situazione di emergenza. Per una navigazione tranquilla, un adempimento a cui sono tenuti i proprietari dei mezzi per la navigazione è il cosiddetto bollino blu, il contrassegno che deve essere esposto in maniera visibile sulla propria imbarcazione consente ai diportisti di ovviare ai cosiddetti controlli di routine. La barca che espone questo simbolo viene ritenuta in regola anche nelle verifiche successive. Viene compilata una scheda di controllo che rimane agli atti
e il bollino blu viene materialmente affisso in una parte ben visibile dell'unità, in maniera tale che alla successiva navigazione il diportista avrà la serenità che, qualora non commetta infrazioni e si trovi a navigare regolarmente, non verrà nuovamente sottoposto a controllo. Quest'anno abbiamo una novità sul bollino blu, nel senso che mentre dal 2013 fino all'anno scorso veniva disciplinato con una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da quest'anno invece è stato inserito a pieno titolo nel codice della nautica da diporto, quindi ha assunto una rilevanza maggiore perché è stato disciplinato con una norma di rango nazionale. Riapre al traffico via del Pino, dopo i lavori per liberare il sottosuolo dalle ostruzioni e permettere il deflusso dell'acqua piovana direttamente in Corso Garibaldi. I lavori, iniziati il 12 marzo, si sono protratti più a lungo del previsto, poiché durante l'intervento è stato trovato un muro di rilevanza archeologica e la Soprintendenza all'Archeologia ha dovuto interrompere i lavori. La chiusura di via del Pino vi ha creato disagi? Ma per quanto riguarda la nostra attività in particolare no, perché noi non lavoriamo prevalentemente sul passaggio, ma lavoriamo su persone che conoscono comunque il nostro istituto ottico. Ma non è un disagio che può essere quantificato, però una maggiore attenzione alle piccole ditte, ai bisogni di quello che è. Hanno chiuso, ma noi non abbiamo, nessuno ci è venuto a dire chiudiamo la strada per tale periodo, per quanto tempo. Un po' di disagi senz'altro, perché la segnaletica non era chiara e quindi arrivare qui, specialmente all'inizio, anche per i parcheggi, non è stato facile. E la strada chiusa sicuramente ha creato problemi di passaggio, perché è ovvio che le macchine giravano tutte prima della piazza, quindi la visibilità sicuramente si è persa, quindi direi che i lavori sono andati molto per le lunghe, quindi sicuramente un po' di disagi ce li ha creati, senza dubbio. Sì, perché noi affluendo moltissimo col passaggio, molte macchine passando rallentavano per guardare le vetrine, poi la strada sempre molto spesso chiusa, le persone non erano possibilitate a visionare anche le vetrine laterali. È stata, diciamo, una chiusura importante, ci avevano avvisato che per Pasqua l'avrebbero riaperta, siamo arrivati ad aprire a Ferragosto. Quindi è stato un disagio notevole per noi, senza contare poi che siamo stati penalizzati anche dal cantiere che abbiamo qua davanti, e che purtroppo per lavori delle abitazioni al di sopra, diciamo, dei nostri negozi ci sono sempre queste transenne, e quindi la visibilità, diciamo un po' così, del nostro negozio sicuramente da questi lavori è stata notevolmente penalizzata. A metà settimana c'è stata una presentazione importante, ossia Un sorriso per l'Anfas, che si svolgerà venerdì 24 agosto allo Stadio Comunale di Chiavari. Ad affrontarsi la Nazionale Italiana della Solidarietà e i Campioni del Cuore, a sostegno proprio dell'Anfas chiavarese. Sentiamo le interviste di presentazione. Com'è nata questa idea? Questa idea è nata dall'esigenza per quanto riguarda la struttura dei ragazzi dell'Anfas, che aveva bisogno di agibilità e non potevano avere per motivi burocratici, e quindi mi sono rivolto al presidente Toti, il quale purtroppo in questo momento abbiamo visto che la regione non aveva grandi disponibilità. Ho parlato col sindaco di Capua e la stessa cosa per quanto riguarda il comune di Chiavari, e allora insieme abbiamo pensato di creare un qualcosa di diverso. Mi sono rivolto anche a Sandro Giacobbe, che si è reso subito disponibile, e abbiamo pensato appunto a una partita del cuore. Qualche nome, qualche anticipazione? Ma i nomi, diciamo, tra i nomi più famosi a livello di calcio, ex calciatori, ci sarà Mussi, che ha giocato nel Milan, nel Parma, Battistini nel Milan, Francini, grande compagno di Maradona con uno scudetto al Napoli, Stefano Eranio, indimenticato giocatore del Genoa con Mario Bortolazzi. E poi personaggi come Paolo Brosio, come Paolo Conticini, Moreno, e poi c'è Edson che ha vinto Tu sì che vales. Insomma, poi ci sono altri che man mano si stanno aggiungendo, però insomma sarà una bella formazione. Chiavari è il comune ospitante, il sindaco di Chiavari fa parte dei Campioni del Cuore, che saranno avversari della Nazionale della Solidarietà. Come vi state preparando? Ci stiamo preparando. Abbiamo un allenatore di prestigio, abbiamo Gigi Cagni che ha aderito a questa iniziativa, abbiamo sindaci, abbiamo Carlo Bagnasco, Paolo Donadoni, Matteo Viacava di Portofino, abbiamo consiglieri regionali, Vittorio Mazza, il presidente della regione Liguria Giovanni Totti, e altre personalità.
Ci stiamo preparando in maniera abbastanza blanda, però lo facciamo con spirito di servizio. Dobbiamo ringraziare anche la Virtus Entella, il presidente della Virtus Entella. Con l'aiuto di tutti otterremo un ottimo risultato. Venerdì adesso con 2 servizi tipicamente estivi. Intanto l'appuntamento con Notti tra le note a Levi, che ha proposto il concerto della Roberto Frugone Band. E poi l'ultimo appuntamento con la grande abbuffata di Chiavari, edizione 2018, quest'anno in stile hawaiano. Sentiamo. Com'è andata a Levi fra le note? La situazione è molto bella, dalla torre medievale il terrazzo di fianco è molto raccolto e quindi la situazione ideale per il nostro genere di spettacolo. Infatti siamo stati molto a nostro agio, molto ascolto, atmosfera davvero intima e raccolta che, ripeto, è l'ideale per la canzone d'autore. Dare dignità ai tuoi giorni. Ma come si nasce batteristi? Ma per me è stata una passione fin da ragazzino più che da bambino. Ho iniziato abbastanza tardi. La mia fortuna è stata che, pur non sapendo suonare nessun altro strumento, mi è capitato di avere abbastanza orecchio, per cui quello che cerco di fare anche nella nostra band è non suonare per me, ma suonare per il brano. Ma al basso mi tengono qua nel gruppo per bontà, perché un po' per l'età, un po' sono scarso, però no, è un'esperienza bellissima. Al basso è lo strumento, diciamo così, meno appariscente, ma diciamo è quello che fa, diciamo, lega la parte ritmica alla parte armonica, e quindi diciamo ha il suo ruolo. Ci vuole tantissimo fiatamento, anche perché spesso il tempo che abbiamo è poco per fare questo lavoro. E quindi, al di là dei livelli tecnici, dei virtuosismi, come dicevano loro, quello che è importante è che ci sia questa intesa per poter arrangiare e andare tutti il più possibile velocemente nella stessa direzione. Portiamo avanti un repertorio interamente originale. Io scrivo le canzoni, le propongo al gruppo e poi ognuno ci mette del suo nel comporre insieme agli arrangiamenti, e questo è la cosa che poi lo rende bello, lo rende originale, credo unico, e anche abbastanza amalgamato il nostro suono, e spero piacevole per chi lo ascolta. Seconda e ultima serata per la grande abbuffata in via Martiri della Liberazione e via Vittorio Veneto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare gli esercizi commerciali e il centro storico cittadino, consentendo a turisti residenti di cenare nel suggestivo contesto dei Caruggi. Molti i ristoratori, bar e gastronomie che hanno partecipato, allestendo stand a tema hawaiano. Buon numero di clienti nonostante la data infrasettimanale e la pioggia che per qualche minuto ha bagnato la manifestazione. Ma la grande abbuffata è sempre una manifestazione di grande richiamo. Sono ormai 10 anni che si svolge questa iniziativa, questa manifestazione, però è sempre un richiamo, è sempre un evento importante dell'estate chiavarese. E questo è un evento che richiama mediamente almeno un mese e mezzo di lavoro, e ci sono circa 20 persone che lavorano, di volontari che lavorano dietro a questo evento. Le principali difficoltà sono quelle dell'ascolto e del cercare di incrociare tutte le necessità che arrivano dai partecipanti. Sono necessità di ordine amministrativo a volte, sono necessità di ordine organizzativo principalmente, e questo richiede tempo. Un ringraziamento particolare va agli operatori commerciali chiavaresi che si rendono sempre disponibili per partecipare a questa iniziativa. Hanno un buon ritorno di immagine e economica naturalmente nella partecipazione, però loro sono sicuramente quelli che ci mettono l'impegno, soprattutto nell'allestimento del banco, e quindi per noi è un orgoglio poter avere queste attività che si presentano a tutta la città e anche ai turisti, presentando le loro caratteristiche e le loro peculiarità culinarie.
Infine sabato un servizio di speranza, se vogliamo, perché siamo andati ad Orero dove sono stati battezzati due gemellini, Nicola e Filippo Arata, che hanno riportato veramente luce e vita in un borgo della Val Fontana Buona, che è appunto Orero. Come sapete la valle è alle prese con vari problemi, tra cui quello dello spopolamento. In questo caso i genitori hanno voluto dare importanza alla tradizione e alla famiglia e siamo andati a vedere. Per pochi istanti Orero ha fatto un salto nel tempo, agli anni in cui le comunità dell'entroterra erano vive e popolate e dove gli eventi principali di un borgo, come una nascita o un battesimo, non erano così eccezionali. Domenica scorsa due piccolini, Filippo e Nicola, hanno riportato la vita nella piccola frazione della Fontana Buona. Se la valle è alle prese con il dramma dell'abbandono e dello spopolamento, c'è chi torna nei propri luoghi d'origine per ravvivare l'amore verso la famiglia e le tradizioni. È accaduto nella chiesa di Sant'Ambrogio di Orero, dove Ambra e Roberto Arata hanno battezzato i loro gemelli, nati lo scorso giugno. C'è un lungo filo, d'altra parte, che porta indietro nel tempo. Nella chiesa sono stati infatti battezzati Roberto, il fratello sacerdote, Don Claudio, e il primogenito della famiglia, Pietro. Non è una cosa da poco, insomma, quando la vita torna a illuminare un piccolo comune dell'entroterra. Ho visto questi anni, anche prima, sfogliando il registro, che i battesimi in questi 5 anni, almeno qua per la parrocchia di Orero del nostro entroterra, sono stati 5 battesimi. Io ho abituato anche a Cuba ogni mese a celebrare appunto il battesimo di 5, 6, 7 bambini. Per me qua è tutto diverso. Grande la gioia dei genitori di Filippo e Nicola e di tutta la comunità di Orero. La famiglia di mio marito è appunto di Orero ed è un segno di attaccamento comunque alla tradizione e alla famiglia, e quindi ci piaceva rinnovare questa tradizione. Il battesimo è il primo passo dei nostri bambini nella famiglia della Chiesa e quindi è una gioia comunque immensa. Il fatto poi che mio fratello sia prete è sicuramente un'emozione in più. Dopo 9 mesi di lavoro nella missione interdiocesana a Cuba, Don Claudio ha fatto rientro in Italia con il grande desiderio di rivedere tutta la famiglia. Con proprio questo desiderio grande di vedere, di conoscere i nipoti e oggi di celebrare con loro il dono del battesimo, il sacramento del battesimo. Concludiamo con l'approfondimento che ci porta a Rapallo, una città alle prese con numerosi lavori. Come sapete sono tanti i cantieri aperti in città, ma anche con la problematica della raccolta dei rifiuti, perché in questo momento la città vive un periodo di interregno tra la vecchia gestione e la nuova gestione che deve ancora firmare il contratto. Ma abbiamo cercato di raccogliere anche alcune testimonianze su come sta andando l'estate a Rapallo. Vediamo allora i servizi. Il comune di Rapallo spera di partire con il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti il prossimo 30 settembre. Attualmente c'è un impasse che non sta portando nulla di buono, a dirlo il sindaco dopo l'incontro in città metropolitana. Rapallo è monitorata, spiega Bagnasco, ma il servizio ha grosse lacune e in certe zone non va per niente bene. L'amministrazione è alla fine di un percorso con Eimeri e, dice il primo cittadino, è come se a Rapallo si stesse vivendo un momento di interregno. Questo comporta per le amministrazioni dei sacrifici enormi, perché capite bene che noi stiamo vivendo un periodo delicatissimo, l'altissima affluenza delle persone, la vecchia ditta uscente, consentitemi non molto motivata, la nuova ditta che a me è fantasma perché non ha ancora firmato nessun contratto. Stiamo lavorando tantissimo, consapevole che a Rapallo ad oggi sui rifiuti ci sono dei problemi. L'altro giorno il TAR ha respinto il ricorso presentato contro Aprica, società leader nel settore della raccolta rifiuti, che aveva vinto la gara d'appalto per gestire il servizio dal prossimo 30 settembre. Tuttavia potrebbe anche aprirsi la strada per un ricorso al Consiglio di Stato. Mi auguro e ho molta fiducia e molta speranza che alla fine dell'estate, dal 30 settembre, cambi qualcosa di concreto. Innanzitutto il nuovo appalto, che sicuramente poi verrà realizzato o da una ditta o dall'altra, prevede delle novità importantissime. Secondo il sindaco, il prossimo sistema di raccolta rifiuti, se partirà, sarà uno dei più innovativi della Liguria. Dalle campane con la tessera magnetica per l'apertura, non solo, a delle idropulitrici che puliranno sotto le macchine senza fare in modo che le macchine devono essere spostate. Non verrà fatto il porta a porta tradizionale perché i nostri tecnici ce l'hanno sconsigliato, ma verrà fatto un porta a porta ad hoc, cioè per gli esercizi commerciali ci sarà un porta a porta, per le abitazioni ci sarà la tradizionale raccolta differenziata e poi punteremo molto sui lavaggi e sugli enzimi particolari che verranno propagati in città.
Non è un'estate dalle tinte forti per gli operatori turistici del lungomare di Rapallo, ma tutto sommato il trend non genera forte malcontento. Reggono bene le presenze straniere e le grosse aspettative sono riposte nella settimana di Ferragosto. L'affluenza non è sicuramente quella dell'anno scorso, non ci sono le persone che c'erano l'anno scorso, però si lavora, non è che non si lavora. Ci stiamo salvando abbastanza bene perché ci sono parecchie presenze estere, anche se sono toccate fuga. Presenze degli italiani sono la maggioranza del weekend, adesso ci sarà penso un arrivo di questa settimana dal 10 al 20. Anche gli esercizi di nuova apertura stanno registrando un andamento in crescita. In questi 2 mesi fortunatamente sta andando tutto bene, la gente ci sta cominciando a conoscere piano piano con le granite, con il gelato. Per il lungomare di Rapallo sicuramente una stagione caratterizzata da grandi cantieri che in parte penalizzano alcuni locali, ma anche in questo caso non in maniera determinante. Sul nostro andamento un buon 20%, per altri molto di più, però è una cosa da fare e bisogna farlo. Non più di tanto, no. Non più di tanto perché la gente passeggia al di là del fatto che ci siano dei lavori in corso. Insomma. E poi in più c'è stato anche il problema con i battelli che non partono tutti per le 5 Terre, ce n'è solo una al mattino e basta. E direi che se il tempo tiene confido in un buon settembre, magari con meno gente però più qualitativa. Insomma, la percentuale del mugugno pare essere sotto controllo, anche con l'afa ed il caldo degli ultimi giorni. Un agosto particolarmente caldo, come lo state gestendo? Con l'aria condizionata. Non servirà bere una bibita se in fondo all'anima sogno l'oceano splash. Siamo giunti in conclusione, l'appuntamento con il Guardando la Settimana torna domenica prossima. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Telepace, arrivederci.